Futsal Emiri che sogna in grande, la vetta dista solo 3 punti e dopo la vittoria contro il Città di Marsala sembra ancora più vicina. Ambizioni grandi anche per il Bisacquino che vuole uscire dalla zona complicata di classifica. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Fricoldarella, dal centro sportivo Emiri per Emiri Futsal Città di Bisacquino, 17ª giornata del campionato di Serie C2 di Futsal. Si gioca qui in casa al centro sportivo Emiri in gran forma anche perché viene dalla vittoria importante contro il Marsala. Di fondo c'è un Bisacquino che è uscito a testa alta nonostante la sconfitta con la capista Merlo calcio a 5 e dimostra di non volere quella posizione in classifica. Emiri in completino bellissimo, a dire il vero, nero con motivi quasi fulminei, mentre Città di Bisacquino in maglia bianco-azzurra. Saluto anche le panchine. Tra poco si potrà partire raduno consueto pre-partita per il Futsal che adesso ha questo rush finale di campionato per fare più punti possibili e cercare di accaparrarsi la vetta che per ora ce l'ha il Merlo calcio a 5. Anticipato i titolari sono pronti per andare in campo anche se c'è qualche problema alla rete della porta del lato destro e quindi va aggiustato il tutto. Dai Matti! Oh! Ricordiamoci quello che era l'obiettivo, dai! Siamo pronti per partire. Dai Peppe, dai Nico, dai! Si parte adesso col calcio inizio degli Emiri. Si parte, primo pallone dei padroni di casa con il capitano che lo allarga a destra. Cercare Sciacca. Va ancora giocato lì vicino, subito in verticale per Rappa che mette il pallone in mezzo. Bello il disimpegno. Allora Bisacquino che recupera il suo primo pallone e può gestirlo dopo 24 secondi con il numero 6 La Sala. Fa ancora la pressione su Ciampisi, alla fine deve chiudere lui sul numero 29 Cristian Termini. Allora c'è fa laterale per gli ospiti, per i padroni di casa, perdon. Mattia Pecoraro è la punta ancora a comandare l'attacco di Emiri. Grazie sul pallone di Sciacca che va col sinistro, ha trovato spazio per calciare, non trova la porta. È un calcio angolo ma non c'è stata alcuna deviazione. E allora La Sala gioca lì vicino, movimento di Ciampisi, servito ancora La Sala che poi sbaglia il controllo, viene recuperato dagli Emiri, una battuta subito rimessa con Pecoraro che fa per Sciacca che fa la finta e calcia. C'è stato il muro, poi Pecoraro contro due, deve fare la sportellata il 21 e ricomincia da capitano Rappa che gira di prima memoria su Cristian Termini, 1 contro 1. Cerca spazi il 21 che scarica su Rappa, stop, palla dentro, non ha calciato il capitano e non era neanche male l'idea di Giuseppe Rappa. Per il pone di ritorno per Cristian Termini. Ancora La Sala allarga all'altra parte, bello qui il triangolo veloce con il pallone nello spazio per Tamburello, poi non si chiude questo scambio veloce con La Sala. Avanza Rappa, Termini, largo, aspetta e riceve Sciacca, la finta, la porta sul sinistro, poi invocata per Rappa che stop e si gira. Attaccante vero, buono il primo intervento di
Calogero vinta loro. Primo intervento della partita. Fatto attaccando in considerazione numero 5. Sciacca apre su Termini, controllo, poi ancora Rappa cerca spazi. Formazione di casa. Rappa. Termini si accende con un dribbling adesso deve puntare Guido La Sala che lo guarda negli occhi, aspetta i momenti di Sciacca, poi imbucata per Rappa, pallone allontanato e si riparte da dietro tutto da Rinicella. Termini deviazione, è passato, metti il pallone in mezzo dove c'è Pecoraro sulla sgassata di Termini, ci arriva Cristian Pecoraro, minuto 3 e 20 secondi quasi e gli Emiri passano in vantaggio con pazienza, hanno dominato praticamente questi primi secondi di gara e adesso frutta il grande gioco attuato in questi primi secondi. 1-0, cambia subito il parziale al centro sportivo Emiri che vanno in vantaggio e metto subito le cose in chiaro per questo match. Ciampisi appoggia all'indietro, troppo indietro per Tamburello, allora ancora Bisacchino che è subito chiamato alle reazioni. Guido La Sala allarga su Ciampisi, poi pallone largo a cercare Giampaolo Rossi che non arriva al controllo. Sciacca per Rappa, avanza lui, lascia su Termini che ingaggia l'1 contro 1 per la sfida a sinistra, poi Rappa buono l'appoggio per Pecoraro che si libera per calciare 2 volte, calcia, è arrivato il muro di Tamburello. Ancora Sciacca, rientra sempre sul mancino, ci prova ancora, stesso esito della conclusione di poc'anzi, alto sopra la traversa. La Sala, palla largò, deviazione, la palla è buona per Tamburello, Rappa però l'ha chiuso, la può ripartire ancora Futsale Miri con Pecoraro, prova lo scambio con Termini, non si chiude, poi scivolata di Rappa che è scivolata, chiude tutto. Ciampisi gioca su Rossi che imposta, pallone in verticale, ottimo per Tamburello, ha chiuso il varco Giuseppe Rappa, poi può andare Pecoraro che resiste, riforza a destra, incrociare e piega le mani di Vintaloro. 2-0 per il Futsale Miri, raddoppio sempre siglato Mattia Pecoraro, il bomber di questi Emiri, doppietta in 6 minuti e neanche in 5 e mezzo per Mattia Pecoraro, 1-2 terribile e doppio vantaggio Emiri e subito strada in discesa. Emiri che hanno vinto il big match la scorsa, lo scontro diretto contro il Città di Marsala che attualmente è secondo, a solamente un punto di distanza, un punto sopra il Futsale Miri. Quindi già hanno messo un segno importante per il campionato accorciando, ma anche se sotto di loro a pari punti, quindi relativamente sotto. Colpirsi di Sciacca, Vintaloro in calcio d'angolo, di attento sulla palla di Rinicella, qui nel frattempo corner per gli Emiri, riceve sempre Pecoraro che va 1 contro 1 con Tamburello, prova ad appoggiarsi su Rappa come su suggerimento della panchina, Termine sgusciato via con un gran controllo a seguire, poi punta e prova di Vintaloro. Pecoraro calcia, si è allungato comunque Vintaloro che mette in calcio d'angolo. Rappa scambia con Pecoraro, riceve ancora Rappa che poi ricomincia dietro da Rinicella. Lancio lungo, va bene che è andato bene prima, ma quest'altro non va a buon fine. Subito time out chiamato dal Bisacchino che sicuramente 7 minuti tondi sotto 2-0 ha sicuramente qualcosa da rivedere, ma gli Emiri sono partiti fortissimi in questo avvio di gara con la doppietta di Mattia Pecoraro.
Posso solo girare palla, dare palla, come quando faccio il torello, do palla e mi muove, mi sposto, solo questo. E loro si aprono, una contro uno invece si vada solo qui. Quindi attenzione, attenzione qua, che loro fanno gli scambi ed entrano con centrale, ok? Quindi lo posso all'altro lato. Non ne cambiamo di posizione. Perché appena ci scambiamo, Le dritte. Sempre concentrato. ci confondiamo. L'allenatrice Cinzia Orlando per i suoi emiri che ha detto non cerchiamo uno contro uno, tentiamo DJ palla come stiamo facendo, contando così. Il regolamento di C2 prevede un solo arbitro e due tempi da 30, non effettivi, non come nella C1. Se ne sono dati 8 e gli emiri sono in vantaggio per 2-0 con la doppietta di Pecoraro. Sciacca con l'esterno per Rappa, triangolo rapido con Sciacca che poi non ci cade più e lascia il pallone. Rossi batte velocemente la rimessa. Bisacquino che invece è uscito a testa alta nonostante la sconfitta contro la capolista Merrovalcia 5-2-3 in casa. Non è riuscito a portare punti che sarebbero stati fondamentali, però sicuramente vale la prestazione in questi casi. Entrate nel frattempo Mamadou Traoré che non è riuscito a arrivare su questi palloni. Pecoraro preso in controtempo. Rossi. Boni, il pallone qui per numero 8 e cerca Gioda, poi Cristian Termini si libera di lui con un destro-sinistro molto sontuoso, poi prova a saltare Traoré che tocca il pallone. Non c'è fallo, solo rimessa laterale. Allungagli sto campo fino all'alto. Pecoraro fa sedere la russa, poi allarga su Sciacca. Rappa cerca Termi, gran controllo per saltare Rossi, poi la punta e poi Pecoraro da terra, Vintaloro ha detto di no, poi Sciacca mette in mezzo, forte e tesa ancora Pecoraro, contatto in aria, arbitro fa giocare e c'è calcio d'angolo per gli emiri che attaccano come se fossero in svantaggio, invece sono in vantaggio di 2. Doppia occasione, prima per Termini, poi per Pecoraro da terra, poi anche contatto presunto su cui il direttore di gara ha lasciato giocare, rinvio di Rinicella a cercare lo stop di petto di Sciacca che viene chiuso. Ancorosa completino del Bisacquino. Termini si libera di un avversario, poi cerca il dialogo con Rappa, la chiusa di Mamadou Traoré, poi Pecoraro in posto da dietro, Rinicella facile. Termini, con il controllo, poi con una giocata cerca di servire Sciacca, ha rimontato molto bene da Tamburello che poi cerca la profondità per la velocità di Mamadou Traoré, ma è inarrivabile questo pallone per il 16 del Bisacquino. Quindi Emiri che guarda sicuramente sopra perché la capolista Merlo è prima con soltanto 3 punti di vantaggio dal Forza Emiri, poi secondo c'è il Città di Marsala a 1 punto. Però deve guardarsi anche giù perché c'è Figarazzi che non molla nel frattempo ed è a pari punti. Termini rischia un dribbling da ultimo uomo, poi si appoggia su Rappa che va lungo, non riesce a chiudersi lo scambio in profondità. Un minuto Mattia Biani. Mamadou Traoré cerca lo scambio veloce qui con la russa, non si chiude. Rimessa tra Sciacca venendo su questo pallone e poi l'ha recuperata la russa. Pecoraro protegge, lotta, vorrebbe il fallo. Pecoraro poi molto bravo qui con questo lavoro di fisicità. Però allarga mai Tamburello, è scivolato Pecoraro, Rinicella dice no, poi ancora Tamburello, 2 volte Rinicella dice di no, poi Sciacca prova ad allungare per Termini che ci cade, ci arriva Termini, prova a saltare il portiere che lo travolge e calcio di rigore per il Futsal Emiri e cartellino giallo per Vintaloro che ha steso completamente Termini che ha saltato secco.
Allora, tutti e due. Metti, calcio tu! Calcio tu! Calcio di rigore va a Termini, anche se tutti dicono di far calciare Pecoraro, ma sul pallone si è già presentato l'artefice di questo rigore. Chi si è procurato? Termini contro Vintaloro, destro! Para Vintaloro e calcia addosso, poi ancora Termini in aria, chiuso in qualche modo dalla Russa, fallisce il rigore Cristian Termini, si rimane 2-0. Sempre per andare sul 3-0 fallita dal dischetto. Termini in mezzo per Rappa che arriva in anticipo su Mamadou Traoré, c'è stato il tocco, poi disimpegno riuscito con il lavoro di Giampaolo Rossi. Traoré deve impegnarsi per tenere in campo questo pallone. Ancora Rossi si appoggia sulla Russa, allarga per Tamburello, molto attivo però per il città di Bisacquino. Lo scambio veloce che si chiude, occhio a Rossi, Rinicella sbatte contro il muro, la puntazza il numero 7 che ricomincia da dietro. Tamburello, pallone lungo lì a cercare Mamadou Traoré che scarica, deviazione qui di Termini, poi Tamburello controllo destro, deviato, calcio d'angolo, Rinicella va a richiamare i suoi, anche se sto decisivo il 23. Terzo intervento importante dell'estremo difensore degli Emiri, soprattutto poc'anzi sull'1 contro 1, prende sul 2 per 2 con Rossi che prova il volo, qui si è coordinato, colpisce male, colpisce più con la caviglia. Ma parla assai, mio padre non ha detto una parola e parla di Ci penso io, ci penso io. Pallone lungo a cercare il nuovo ingresso di Gaspare Parisi. Rossi, la Russa, siamo a metà, siamo al quarto d'ora del primo tempo, è 2-0 per gli Emiri che hanno anche sbagliato il rigore. Qui si entra il pallone Sciacca, Rossi aspetta e trova Traoré che ci arriva, ancora Traoré 1 contro 1, resiste ancora Traoré di forza, può mettere in mezzo, sbatte contro il muro, poi il destro di Rossi, addosso a Sciacca. Vieni veloce. uno. Assolutamente sì. Ma infatti quando deve venire al cambio è pronto. Termini, quella che esce in fallo laterale. Adesso il Bisacquino che piano piano è uscito nonostante il doppio vantaggio, diciamo che ha un po' preso coraggio per il rigore fallito da Termini e insiste col fraseggio. La Russa prova la conclusione facile per Rinicella senza troppi problemi e subito prova a mettere in moto Parisi 1 contro 1, prende il centro del campo il numero 11, si appoggia su Termini, dall'altra parte invece aspetta il 14, poi ancora Parisi chiuso, fatto anche Giovanni Salerno, preso il posto di Sciacca. Si muove anche il Rappa sulla profondità. Qui Traoré su un buco difensivo prova a colmarlo il 16 del Bisacquino che viene raddoppiato e poi chiuso in maniera decisiva da Capitan Rappa. Rinicella gioca su Parisi, poi pallone per Salerno che la domestica male, in realtà Rappa da terra prova a risolvere su Traoré. Non è riuscito a rimessa per gli Emiri. Giova, batti, Giova! Non è riuscito. Può tenere qualcosa questa azione Mamadou Traoré. Cercato Termine, ha chiuso la Russa che poi trova Tamburello, movimento di Traoré. Cercati invece la Russa che mette il pallone in mezzo, deviazione di Rappa che c'è sempre su questi palloni. Piano piano in Bisacchino sta uscendo. Si gira molto bene la Russa, pallone corto, Rossi prova ancora, Rinicella che esulta come se stesse diventato una palla più forte, data meglio. Giampaolo Rossi che è comunque arrivato al tiro, gran intervento di corpo distinto di Nicolò Rinicella. Esci!
Qui Parisi spalla a spalla con il 14 del Bisacchino, non è entrato Davide Marino, time out, stavolta lo chiama Cinzia Orlando che vuol fare anche respirare i suoi. Anche noi comunque un buon ritmo in questi primi 18 di gara. Sapete cosa hanno fatto? Sono soltanto saliti un po' di più. Sono solamente fortunati perché lo schiodo fanno passare. Noi non siamo più vicini No, fortunati no, però. Non sono fortunati, abbiamo iniziato a girare meno la palla. A fare quello che non vi chiede. Allora, lo vedete che loro sono saliti un po' di più. Perfetto. Poi allargati, costringeteli a chiamare. E poi tipo vieni a prendere la palla. Cristian, vieni, dai. Si torna in campo, stavolta bisogno Cinzia Orlando ha avuto bisogno di dare dritte, si riparte con la rimessa per scuola di casa. Avanti 2-0 con rigore fallito da Cristian Termini, tutto comunque nei primi 6 minuti, doppietta di Pecorà e poi al 10° circa rigore fallito. Rinvio di Rinicella troppo lungo. Marino, la russa. Rossi chiede semplicità al fraseggio della città di Bisacquino. Ciampisi, poi all'improbità cerca la russa che è scappato via, lo va a chiudere Parisi, poi inseguimento di Ciampisi, sgambetto non falloso, se non non c'è stato il tocco di Salerno su Ciampisi, allora possesso e torna agli Emiri. Lasciato correre qui. Ci sono state le proteste di Campisi, è sentito Andrea Sarci per il Fulsemiri che riceve questo pallone. Parisio gioca molto bene, grande scambio nello stretto con Salerno, gran parata il numero 1 di Vintaloro, comunque lo dirigo a Termini. Rappa, conclusione, gran destro di Rappa che quasi si infilava sull'altro palo. Campisi riesce a giocare sulla russa e prova di girarsi, poi l'uscita di Rinicella che fa su questo pallone. Parisi gioca su Sarci, chiuso bene la russa, rimessa laterale. Campisi riceve il 9, pallone dentro, quasi un cross per Marino, ci ha messo il gambone Salerno per chiudere, poi Sarci, pallone buono per Parisi che pianta il piede sul pallone e ricomincia da Sarci che conquista campo, vuole prendere Salerno, Rappa rischia un dribbling dell'ultimo uomo che non riesce a recuperare di Bisacquino, ma Rappa va subito a tappare il buco con Marino che era scappato via. Rappa, pallone lungo, in probabilità a cercare Sarci che però non era ben posizionato. Marino, bello scambio veloce con Campisi che mette in mezzo all'altra parte. L'idea era giusta, però era in ritardo la russa. Idea giusta di Campisi che da lì non poteva calciare. Marino era coperto, là ci stava l'idea. Sombrero di Parisi. Rappa riesce a giocare qui. Marino chiude. Poi lascia il pallone dietro. Rappa aspetta Salerno. La palla però è troppo corta, troppo sufficiente. E il 14 si arrabbia. Qui c'è da essere più cattivi sotto porta. Rappa destro deviato, palla che diventa buona per Parisi che la vuole portare sul sinistro. E poi di punta la mette sotto il 7. 3-0 per il Futsal Emiri. Segna anche
Gaspare Parisi che va a dedicare la sua firma, era nell'aria questo terzo gol dopo il rigore sbagliato, dopo tante occasioni. Lo segna Parisi, 3-0 per gli Emiri. Al 23esimo segna l'11 con un gol da 11 contro 1, sposta la palla e calcia all'incrocio. Qui bello scambio con Campisi, poi comincia a Rinicella. Dentro esce sfida Sarci. Rinicella va a rimettere con le mani, bracciata tesa a cercare Salerno. Naccari, è stato lui adesso. Parisi, raddoppiato quasi, Parisi deve risolvere, può appoggiarsi anche su Rinicella, vediamo cosa si inventa, deve disimpegnare, vorrebbe forse portare a casa una rimessa, protegge Parisi che cerca il tocco, lo ottiene. Rimessa per gli Emiri. Batti Rino! Con la punta Parisi lungo su Salerno. Contro Marino, poi rimessa laterale. Naccari va a prendere Campisi, lo costringe ad arretrare. Campisi riesce a giocare su Tamburello, palla per imprecisa. Marino poi la finta mi serve lasciare Rinicella. Naccari, palla scomoda recuperata dal Bisacquino con Campisi controorientato, ma Naccari in bello stile ne esce da questo pressing. La palla passa sotto le gambe, buona per Parisi che può andare, Parisi allarga per Naccari, al centro c'è Salerno, Naccari in mezzo! Deviazione di Marino che la toglie dall'altro 14. È rimessa laterale per gli Emiri, quando siamo al 26esimo minuto. 4 da giocare ancora di questo primo tempo. Sarci si appoggia su Naccari, gli suggerisce a Rinicella di ricominciare, quello che fa. Poi si va avanti da Salerno, la scomoda per Parisi che si impegna, la tiene in campo, poi va anche al dribbling con personalità. Parisi in zona scomoda di campo, a casa rimessa laterale. Marino gioca su Tamburello, c'è Naccari poi raddoppiato anche la Serna che prova ad andare, cerca di palla in campo, non riesce. Numero 14. Aspetta. Luigi che entra, fammi la copertura preventiva. La Sala è entrato in campo, si appoggia su Rossi. Tamburello. Aspetta, quando la palla laterale, vieni! Dall'altra parte non si è staccato però Marino, per ora, cioè non solo per ora, in questa fase ben messa la formazione dei Miri dietro. Bisacchino forse manca un po' un perno centrale, un pivot. Cercano molto di sfruttare gli spazi laterali che sono ben coperti però. Si è girato contro Salerno, poi lasciato lì la palla, la Sale, allora ha cercato lo scavetto Salerno, ha chiuso il portiere, poi la Sala si appoggia ancora, scambio con Tamburello, poi si riparte a Rossi. Tamburello prova il destro, Rinicella risponde, poi Rossi ancora per Tamburello, imbucata per Rossi che deve girarsi contro 3, l'ha chiuso Naccari, è pronto a ripartire. Imi si riparta dietro però con
Dentro c'è la Mitano che gioca su Sarci che sbaglia però il tocco. Rossi, conclusione! La parata di Rinicella che dici no e poi Sarci si impegna male, Tamburello ancora Rinicella! Esulta ancora Salva Iemiri per la conclusione di Rossi che sbatte sul Naccari ma ancora in difficoltà. Nei disimpegni sono tutti gli Iemiri che non riescono a uscire, però c'è un super Rinicella quest'oggi che salva tutto. Serve la lavagnetta. Naccari mette fuori Rossi cerca di il tunnel su Termini, non si passa. Naccari allarga su Ciaramitaro che resiste, aspetta la recupera di Tamburello, uno preciso alla fine. Naccari apre su Termini, una spaziante, la si appoggia su Naccari. Passati tutto. Bravo. Termini, ballo contro, gran imbucata per Sarci che tocca e sfiora il palo, gran palla di Termini. È bella anche l'idea di Sarci di andare con lo scavetto, poi il legno ferma Iemiri dal gol del 4-0. Gran palla di Termini che ha inventato un'altra giocata, riceve il 29 con l'esterno, fa viaggiare Ciaramitaro, Vintaloro risponde centrale. È andato! Profondità a cercare Marino. Rinicella. Adesso al 30esimo si devono recuperare i due in più per il time out. Le finte della Russa che è raddoppiato, la Russa resiste, prende l'esterno, ancora la Russa per passare su Sarci che però fa buona guardia. Termini per far passare la palla, ha chiuso Rossi, poi ancora Termini contro due, si appoggia su Sarci che si accentra, cerca la palla dall'altra parte per Ciaramitaro e sta la chiusura. Bravo Sarci, si è addormentato Rossi, si è svegliato il 26 di Iemiri. Termini sul destro, prova Vintaloro, la fa su in due tempi, in agguato c'era anche Ciaramitaro. Vintaloro è uscito. C'era Mitaro, cercava Sarci ma serve male, e allora Rossi cerca di imbucare per Tamburello, ottima chiusura qui. Manca poco allo scadere. Conclusione qui deviata, calcio d'angolo, c'è ancora tempo per battere, infatti l'arbitro non il cronometro e probabilmente sarà l'ultima azione di questo primo tempo. Pallone in mezzo, Rossi prova la conclusione, alta sopra la traversa. Naccari aspetta Termini, lo serve uno contro uno, cerca di spostare sulla Sala che chiude, ripartenza del Bisacquino, c'è campo aperto per Tamburello che però è già dall'altra parte, chiude Naccari che la tiene in campo, là l'arbitro sì che può mandare tutti a riposo, finisce il primo tempo, finisce 3-0 per il Futsal Iemiri, tutto nei primi 6 minuti con la doppietta di Pecoraro e poi rigore sbagliato a Termini, ma poco dopo si è arrivati al 3-0 con il gol di Parisi. Torniamo tra poco per il secondo tempo.
la sfida tra Partinico Audace e Marsala. Marsala adesso si è rilanciato quest'anno, che stesso in classifica vuole subito recitare un ruolo da protagonista in questa partita con un gol segnato, anche se fuori gioco. Cascione, Amiri, Fili, viene in appoggio Pulizzi, poteva lavorare di sponda per D'Amico, infatti questa è la giocata ragionata e pensata dal Partinico Audace per uscire dal pressing avversario. Ancora Giorgio Pulizzi, un tacco, esce molto bene la squadra della Benante con Scardini, si butta nello spazio Drago, Scardina a cercare Butera sul secondo palo, c'è anche Daniel Longo pronto per andare, alla fine rimane fermo, è uno schema, batte il colombiano, poi altro tentativo che si spegne sul fondo, il pallone allontanato, Scardina di testa, Scrozzo, l'apertura favorevole per Daniel Longo, prova ad accelerare l'ex cinesi e riesce anche a saltare un uomo, poi la verticalizzazione all'indirizzo di Butera, ma non è andata a buon fine la scelta del 7. Adesso pressa forte il Partinico, esce malissimo il Marsala, il pallone arriva sui piedi di Scardina, Pulizzi dal limite, il tocco per Butera, scambi veloci, va giù in aria Pulizzi, dice no il direttore di gara. Ancora una volta Rallo prova il cross, allontana come può Pulizzi, poi prova ad andare Vito Bono, il cross di Genesio, la palla passa, Sapienza e Cascione la tiene lì, grande opportunità per il Marsala, rinvio lunghissimo all'indirizzo di Carovana, ma la difesa del Partinico Audace ha letto bene il tutto, poi Butera lavora di sponda per Longo, Scardina avanza, messo giù e ancora una volta il direttore di gara dice che non c'è nulla. D'Amico, Fili, Amiri, Viscuso, cercare Longo, poi il lancio, riesce anche a prenderlo Longo, può pensare al tiro da lì, Longo col sinistro, certa veemenza, poi Fili forse ha rischiato qualcosa l'ex Casteldaccio, ma alla fine Scrozzo ripulisce il tutto, apertura all'indirizzo di Longo che cerca di cambiare e ribaltare il fronte, il pallone arriva a Butera, lo mette giù Maranzano, c'è spazio per sfondare il 13, messo giù, Butera in area, fuori gioco, Viscuso, va semplice da Fili, poi Maranzano, Butera prova a restituire il favore, poi arriva il pallone a Scrozzo, cercare Scardina, buon lavoro del numero 11 che libera un enorme spazio per Scrozzo, cercato Longo, elude una pressione dell'avversario ma poi non riesce a sfruttare quanto prodotto dall'ex Cus Palermo. Nettamente meglio questo secondo tempo rispetto ad un Marsala sterile e inoperoso dalle parti di Cascione. Occhio a questo errore di Scrozzo che regala la ripartenza al Marsala di 8 opportunità, grande scivolata di Maranzano che salva e poi D'Amico allontana, contatto regolare di Pulizzi, il lancio di Scrozzo a cercare Longo che va sul suo mancino a cercare Butera, errore in uscita da parte del classe 95, occhio a questo lancio, esce Cassione con i pugni, poi D'Amico commette fallo, deve stare attento perché ha ammonito, prova a metterla giù, non c'è riuscito, poi D'Amico legge l'anticipo e apre il gioco da Giorgio Pulizzi, prova ad andare all'1 contro 1, ancora Pulizzi in verticale, a cercare bene Butera che calcia! Esterno della rete. Rimessa giocata adesso a Maranzano, come sempre un giocatore del Marsala a terra, poi Viscuso atterrato, rimessa Partinico, c'è ancora speranza, ci sono ancora minuti, rimessa lunga di Maranzano, buona la sponda di Butera, il tiro e il miracolo di Barbera, questa punizione battuta adesso, colpo di testa, palo, sulla ribattuta, e gol! E la rete di Gabriele Butera! E la rete di Gabriele Butera! Secondo
secondo gol, torna a segnare dopo il gol all'Iccarezze, a tempo scaduto Butera. Viscuso allontana Casomano, triplice fischio, vince il Partirico Audace 1-0, esce sconfitto il Marsala e quindi torna a ricandidarsi in zona playoff la squadra neroverde battendo una diretta concorrente, chiaramente in attesa di comprendere i risultati dagli altri campi, ma quello che conta è l'1-0 firmato Gabriele Butera. Abbiamo segnato, se non erro, a 2-3-4 minuti dall'ora, che ci ha creduto fino alla fine e quindi sono contento. Sono partite complicate, abbiamo avuto l'opportunità di sbloccarla nel primo tempo durante la gara, poi è chiaro che quando non la sblocchi la squadra avversaria prende coraggio, prende coscienza. L'Alcamo era una signora squadra che ha giocato a calcio, ha un bravo allenatore che conosco che fa giocare le sue squadre bene e così hanno fatto. Una partita tirata, sicuramente c'è stata l'azione che ha fatto Cristian Ferrara, ha fatto un'accelerazione veramente da grande giocatore. Alla fine, non avendo Stassi fuori e Morana fuori, era difficile. Oggi ho cercato di avere una delle sue sgroppate in accelerazione e così è stato. Da una sua accelerazione è nato poi il gol. Sono contento. Si può ripartire. Pronti a cominciare il secondo tempo, si è chiuso il primo con il risultato di 3-0, dove il primo tempo in cui i Milan hanno prodotto tanto, però hanno realizzato meno di quello che ci si aspettava, anche perché hanno prodotto tante occasioni, hanno finito anche un rigore dopo il 2-0, dopo la doppietta di Pecoraro con Termini, anche se poco dopo è arrivata comunque la terza firma con il gol anche molto bello di Gaspare Parisi. Bisacquino che è partito sicuramente male, ha preso la stangata di 2 gol in 6 minuti, questo fa tanto, però piano piano cercò di uscire, cercò di giocare, lo prova a fare adesso con Tamburello che si appoggia su Campisi che torna dal 10. Chiuso male questo scambio qui, hanno sprecato ancora negli ultimi 5 metri praticamente. Qui la finta di Tamburello che è passato, cerca di bucare Rinicella, nel primo tempo ha preso di tutto. La panchina del CTV Sacchino, questa palla in mezzo. Perché non esci, Riccardo? Devi uscire là! Rossi gioca sulla Sala. Tamburello di prima gira questo pallone, poi ancora Tamburello, la Sala gioca su Rossi, ben compatta la difesa degli Emiri, tocco di Pecoraro, sarà rimessa per il biancorosa. La Sala Fortettesi in mezzo, finta di far andare a battere Tamburello, invece la Sala. Pecoraro accampante a sé, sgasa Pecoraro, va via Pecoraro davanti a Vintalore, è passato Pecoraro che poi non riesce a metterla dentro. Ha toccato lui per ultimo dopo aver saltato Vintalore, che comunque aveva fastidio. Ancora Gaspare Parisi prende il fondo, lunga troppo per il numero 11, il campo è finito per l'autore del gol del 3-0. Tamburello, tempo si vanno a scaldare qualche uomo sulla panchina del Bisacchino. Rossi non arriva a controllare, deve ancora ripartire, gioca su Campisi, vengono ancora Campisi, lotta per provare da lungo per Tamburello, per disimpegna Pecoraro, Rappa senza rischiare si appoggia su Parisi, lui sì che rischia, però va ad aprirsi il campo con 2 dribbling dentro per Ciaramitani in mezzo, arriva ancora Pecoraro, traversa il gol sotto misura, gol del 4-0 e tripletta
per Mattia Pecoraro, che porta il risultato adesso in cassaforte, praticamente tripletta di Pecoraro e gli Emiri che vanno sul 4-0. Contropiede a dir poco perfetto qui, grazie all'uscita palla al piede di Parisi, che si è aperto il campo, una voragine praticamente, con un doppio dribbling. Poi il servizio per Ciaramitaro, che ha offerto la palla col tempo giusto per il tapin di Pecoraro. 4-0. Siamo tantissimo Pecoraro. Fuori categoria. Se ne va Ciaramitaro da solo, ancora c'è Carruleta, fermato da la sala, punizione per gli Emiri. E continua a spingere. Punizione per il Futsal Emiri sul pallone. Pecoraro si è allontanato Parisi. Pecoraro potente sulla barriera, poi ancora Pecoraro, la palla ritorna sui piedi, Rappa alleggerisce senza rischiare su Prinicella, che va a rinvio per Parisi, che fa la torre in mezzo, intelligente, Ciaramitaro arriva, pallone sul fondo. Anche qui bella trama del Futsal Emiri. Sì, Bisacchino deve spingere, ma senza scoprirsi troppo, perché abbiamo visto, appena si scopre un attimo, gli Emiri che al momento sono molto chiusi dietro ad aspettare la giocata, vanno in contropiede come in occasione del 4-0 e si rischia di tenere imbarcato. La sala. Poi Campisi stop dai e vai con Rossi destro, Murato a Rappa, poi Parisi a proteggere. Ancora Parisi. E appoggia bene. Ciaramitaro fa passare per Parisi, che ha un campo, tanto campo avanti a sé. Servizio per Ciaramitaro. Parisi serve l'assist e gol del 5-0 del Futsal Emiri, che cala la manitta. 5-0. Segna anche Ciaramitaro, e poco fa aveva servito l'assist per Pecoraro, e adesso mette anche il sigillo, gol del 5-0. Adesso, come nel primo tempo, dopo 6 minuti un 2-0, se avessimo stoppato il risultato, lo avessimo azzerato fra primo e secondo tempo. 1-2 terribile. Il primo tempo era stato Pecoraro, adesso Pecoraro e Ciaramitaro. Le partenze di tempo dei due tempi per gli Emiri in genere sono sempre ottime. Anche quest'oggi è così. Cercato qui, la Russa è chiuso molto bene da Ciaramitaro, dove numeri 4. Ciaramitaro protegge, vorrebbe il fallo, poi riesce a guadagnare e portare a casa una rimessa al fondo. Tunnel di Parisi, poi Pecoraro anticipato, c'è la sala, è scivolato il Rappa, ci arriva la sala, calcia addirittura la sala, rinuncia la faccia, arriva poi a sostenere la Russa, c'è che dribbling sul Rappa, che prende il pallone, può far ripartire ancora i suoi, si allarga per ricevere Ciaramitaro, riceve il 4, si stacca Pecoraro, Ciaramitaro va da solo, va col sinistro largo, la voleva Pecoraro, si è fatto male la Russa, si è alzato ma si tocca la spalla. Giovi! Com'è? Sicuro? Tamburello. La Russa si è ripreso dalla botta alla spalla, Pecoraro qui chiude, poi porta a casa un fallo, punizione.
Parisi. Punta il 7, si accentra. Parisi! Conclusione larga. Metto di collo pieno, cercare il secondo palo. Messo troppa potenza. Tamburello. Gioca largo su Rossi, d'altra parte! Si era inserito alle spalle la Sala che manca il pallone. Questa è una buona imbucata, una buona chance per la Sala che manca l'impatto col pallone. Sciacca è rientrato, ha dato metà il primo tempo. È stato fuori fino adesso. Sciacca ha messo il piede, palla che è uscita. Tamburello. Gioca su Rossi. Ancora per Tamburello. Sempre il 7. Apre sulla Sala. C'era il movimento di Russi, invece pallone giocato ancora su Giampaolo Rossi. E poi ancora Russa. Sempre schierata difesa Imini. Imbucata dentro come prima per il movimento di Tamburello. Uscito Rinicella, poi va troppo lunga con le mani a cercare la corsa di Sciacca. Qui raddoppio sulla Sala che resiste con Rappa e Parisi. Rappa lo tiene molto bene, poi la Sala mette in mezzo, Rinicella facile. Legge con i piedi e butta via questo pallone per evitare danni. Va a ribadire anche il conteggio dei falli, il detto di gara. Il braccio fra la Sala e Rappa per una comitata forse involontaria, siamo chiariti subito i due. Nulla di cattivo, di eccessivo. Rossi gioca sulla Sala. Parte Campisi, che comunque era partito nel primo tempo. Il quintetto iniziale del Bisacchino è lo stesso. La Sala ha più velocità a questo fraseggio, poi Tamburello ha prestito fino a dagli fastidio. Sciacca prova ad andare. Rossi non perde il pallone sulla pressione di Pecoraro, poi palla che esce in fallo laterale. Rimessa laterale per gli Emiri, che sto respirando un po', anche approfitti di questa situazione per fare passi secondi. 12° del secondo tempo, quindi 43 minuti adesso. Rappa si allarga a Sciacca, può ricevere, ha chiuso tutto. Giampaolo Rossi che si gira, allarga per Mamadou Traoré. Tunnel di Rossi su Rappa che riesce comunque a ritornare sul pallone e poi Rinicella. Grande imbucata qui per Rappa che sfila su due, ma palla troppo lunga, inarrivabile questa di Sciacca per Capitan Rappa. Allora rimessa laterale per i Bisacchini. 3 punti che servirebbero ovviamente agli Emiri, che così arriverebbero a 30 delle prime due della classe, cioè di Merlo a 34 rispettivamente e di Città Università a 32, anche se i risultati sono quelli, non ci sono al momento passi falsi, però per le prime 4 anche per i Figarazzi bisogna includerlo sicuramente, perché a 31 punti l'obbligo è quello di vincere sempre, perché
La classifica è molto corta, soprattutto nelle zone alte. Tamburello alleggerisce per Rossi, scambia per 3, tutto chiuso. Sinistro qui, bella la giocata di La Russa che calcia. Non c'è stata deviazione, credo, sulla sua conclusione mancina. Si è fatto per un male rappa. Io faccio che io Gesù no. Ma non la voto mai. Tutto calmo, mi faccio insieme. Sciacca cerca la proprietà Parisi, poi ci crede Tamburello, ma è uscito il Rinicello. Oh, numero 11. Ah, va, dai, oh, numero 11. Andiamo. Dittilo pure tu. Stai davanti, va. Tuo. Traoré. Adesso è cambio di portiere per gli Emiri. Mentre Traoré calcia. Pallone sul fondo. Impegnato non in questa situazione. Passa l'acqua, ma adesso è in campo al posto di Rinicella che ha fatto un partitone, ha preso tutto. Se c'è lo 0 sotto la casella del Bisacquini, anche merito suo. Meno 5 parate notevoli nel primo tempo. Punta Giovanni. Destro qui da parte di Tamburello che ha avuto spazio per calciare. Non c'è gloria per il 10 del Bisacquini, che comunque non ha fatto una brutta partita. Questo tanto cuore. La Rossi, bella la finta di Rossi che ne fa fuori 2, poi ricomincia Tamburello dentro per la Rossi che fa il primo, poi Traoré in mezzo, incredibile, non l'ha spinta dentro Rossi che era veramente appoggiato al palo. Questa è un'occasione clamorosa per il Bisacquino, di Senego del 5-1, ma viene sprecata. Però bella trama qui dei biancorosi. Primo timeout del secondo tempo, dopo i 2 del primo, chiamati prima al Bisacquino, poi a Cinzia Orlando. Questo aiuto verrà aggiunto ai 13 finali. Nella diagonale di Giovanni dietro. Lo sai già vicino. Vai. Aspetta, calo. La palla è. Traoré l'ha recuperata, poi Tamburello calcia, non concede nulla a difesa di Emiri. Doppio muro. Aspetta. Vieni qua. C'è il calcio d'angolo. Pronto, Giuseppe. Gira. Rossi si appoggia il Tamburello, ancora tutto da aspettare a difesa degli Emiri. Ora per il 10 si siede Sciacca
però non affonda il colpo la formazione del Bisacquino. Tamburello, adesso sono 5 di, cioè il quinto minuto che la Sala. La porta è vuota e arriva il gol di Sciacca, cambio fatto malissimo dalla panchina del Bisacquino, gol del 6-0, segna Manuel Sciacca. E qui però disattenzione clamorosa. Cambia e poi non si è cambiato più, gol del 6-0. Segna Manuel Sciacca. Chi erano con gli occhi puntati infatti su questa situazione? Sciacca però ha proprio tutti ha calciato per il 6-0. Il cambio con l'ingresso di Campisi nel ultimo movimento. Tamburello dice alla fine più eventuale recupero, cioè più il recupero del time out di poc'anzi. Tamburello allarga, Sciacca ferma tutto, poi porta vuota, Salerno deposita la porta vuota per il gol del 7-0. Una volta non c'è il portiere e si aggiunge al referto anche Salerno. Adesso dilaga il Futsal Emiri, gol del 7-0. Tamburello, conclusione murata da Naccari, poi Salerno contro due, resiste, la porta ancora vuota per recuperare la russa. Sciacca! Ancora Sciacca, la porta vuota, 8-0, ha provato a salvare la russa, gol dell'8-0 il Futsal Emiri. Adesso sta diventando molto pesante, infatti mette il portiere adesso il CT di Bisacquino per evitare, anche se già lo è un imbarcato. Non è vero che non lo sappiamo fare. Alla fine. Rossi in mezzo, chiude Naccari. Diventa molto difficile anche far gol agli Emiri. Allora dentro deviazione, passa l'acqua facile. Poi va la bracciata buona per Termini che è scappato via. La gamba Tamburello in laterale. Doppietta, quindi Sciacca e Salerno ha le ultime 3 firme tutte a porta vuota praticamente, senza il portiere del Bisacquino. Rossi, conclusione, passa l'acqua, facile risposta centrale. Giampaolo Rossi cerca sempre i compagni, in appoggio però è il 10, poi Traoré. Allora dentro non si intendono qui. Termini, perde il pallone, Tamburello non passa su Naccari che mette la sbarra di sicurezza, corre Naccari, va da solo, Naccari vuole la firma, si scontra ante il portiere che però va dritto sul pallone, non c'è fallo su Sergio Naccari.
Tuffo laterale. Adesso è cambiato anche il portiere, resta un difensore per Città di Bisacquino. Entrambi i portieri, passa l'acqua. Vedo il secondo tempo per gli Emiri. È rogato per il Bisacquino. Eccolo passa l'acqua, Vittoria quasi fino a centrocampo, poi Salerno, rimpallo, qui resiste Rossi e poi sbaglia il controllo. Naccari. Termini. Avanza ancora Cristian Termini, bloccato, poi alimentazione Sarci, Termini dentro per Sarci, che ha accennato il movimento, poi si è fermato. Con il pallone largo a cercare la Russia, mette a rimorchio, troppo corto questo volo per Rossi. Poi Termini ci crede ma non può arrivare. Qui c'è la copertura di Amadou Traoré. Cinque alla fine, più 1 a recuperare. Rossi allarga sulla Russa in mezzo, passa l'acqua, poi Traoré arriva anticipato da Salerno che non concede nulla, neanche sulle seconde palle. Partita perfetta di Emir. Naccari. Bello scambio, Sergio Naccari al limite, prova a resistere, c'è poi sul fondo il controllo sbagliato. Tamburello. Importante il pallone, poi la gioca su Rossi. Marino, è entrato per questo finale. Conclusione di Tamburello, addosso a Naccari, poi ancora il 10, chiuso a Naccari. Marino alto! Non c'è gloria oggi per il Bisacquino che non riesce a segnare neanche in questo momento mentre entra testa grossa. Che giocherà per questo fine partita. Non possa termine su Marino. Rossi. Ancora Davide Marino. Rossi lascia lì dietro per Tamburello, c'è Traoré, destro in mezzo! Tocca con la spalla, no, con la mano. Giampaolo Rossi infatti viene ammonito per condotta antisportiva. Questo letteralmente è il referto esce come condotta antisportiva, ci ha messo la mano il numero 7 per provare a metterla dentro. Esagero nel gioco di parole dicendo quando non si riesce a segnare con i piedi si va con le mani, anche con le mani in questo caso davvero ha dovuto usare le mani Rossi per mettere la palla dentro, chiaramente in maniera irregolare, simbolo che il Bisacquino oggi non ha potuto fare nulla neanche per segnare agli Emiri, anche se mancano ancora 3 di gara. Tamburello la sposta, mette in mezzo addosso a Sarci. Marino può allargare da Traoré, raddoppiato, Traoré cerca di più girarsi, esiste un Naccari, poi gioca su Tamburello, allarga per Marino, destro in mezzo e Rossi non ci arriva. 8. Qui Rossi non ci è arrivato, bella azione qui però del Bisacquino che è uscito bene dal pressing, però Rossi neanche da lì riesce a metterla dentro. Sarci. Termini contropiede del Futsal Emira, Termini aspetta Sarci, lo serve, Sarci in mezzo! Troppo altruista, voleva di nuovo servire Termini.
La palla che non gli arriva perché c'è il disturbo di Traoré. Marino gioca male qui, poi Traoré per Marino contro Naccari, sposti il pallone ma per Demetri e poi Traoré ricomincia dietro. 40 secondi, siamo al 60esimo, si giocherà fino al 61esimo. Pallone in mezzo, Termini chiude, può andare 3 contro 2 questo contropiede. Termini salta Marino che lo aggancia, mette fallo. Che si può Sarci. Sarci dentro, poi lo scavetto di Termini tentato. Non so il portiere. Arriva il fischio, finisce qui, vincono gli Emiri, stravincono per 8-0 sul Bisacquino, 3 punti che lo aiutano a avvicinarsi alla parte alta, altissima della classifica. Si rincorre ancora il Merlo Calcio 5 e il Città di Marsala. Non era una partita facile, non tutte le partite a questo punto della stagione sono semplici. Vittoria per 8-0, 3 punti, sale a 34 punti la formazione di Cinzia Orlando. Il Bisacquino invece non ha potuto nulla, poi una volta che si è allungato il campo ha avuto la meglio la squadra di casa. Un grazie Fico Aldrell, alla prossima.